Buongiorno da Focus TG, il mondo con il fiato in sospeso per la guerra tra Israele e Hamas, con sviluppi che potrebbero portare a una catastrofe, a una escalation, mentre si invoca da ogni parte del mondo una moderazione che per ora non si vede né da una parte né dall'altra. L'Iran minaccia di rispondere con un'arma mai usata prima e ovviamente si è pensato anche a missili a testata nucleare se Israele dovesse rispondere all'attacco dell'altra notte. È una situazione veramente molto difficile e vedremo gli sviluppi nelle prossime ore. Intanto ovviamente le conseguenze di questa guerra anche sulla cultura. Alla Biennale di Venezia i curatori del padiglione israeliano hanno deciso di chiudere il padiglione fino a quando non saranno liberati gli ostaggi. Fino a quando non verranno liberati gli ostaggi, il padiglione di Israele, presente alla 60ª esposizione internazionale della Biennale di Venezia, rimarrà chiuso. Da Venezia, dai giardini e dalla 60ª Biennale d'Arte arriva così un messaggio subito dirompente. Nel periodo in cui la città è sotto gli occhi del mondo, anche l'arte si conferma un veicolo privilegiato che può abbattere le distanze, dialogare e far parlare tra popoli e paesi, ma anche lanciare messaggi importanti e destinati a far discutere. Oggi, primo giorno di vernice della mostra che verrà inaugurata sabato, tutti i padiglioni hanno aperto i battenti accogliendo i primi visitatori tra addetti ai lavori, critici e giornalisti. Tutti i padiglioni aperti, tranne uno, quello di Israele, che è presente e resta restito all'interno della mostra, ma chiuso fino a data da destinarsi. La decisione del curatore e dell'artista Ruth Patir, indipendente da quella dell'organizzazione, è stata quella di non aprire fino a che non sarà pattuito un cessate il fuoco, è spiegato in un volantino, e non verranno liberati gli ostaggi. Una scelta, ha spiegato l'artista, anzitutto di solidarietà con le famiglie degli ostaggi e con la grande comunità di Israele che chiede un cambiamento. I visitatori sono stati avvertiti dalla decisione di non aprire con un semplice cartello in inglese. Il messaggio da Venezia ha subito fatto il giro del mondo e questo era l'intento. A cosa porterà questa clamorosa proposta e quanto durerà lo potranno stabilire solo i prossimi giorni. Intanto il padiglione resta chiuso. Servizio di Lorenzo Maier. Intanto ci sono stati scontri alla Sapienza di Roma, vedete i tafferugli in queste immagini tra gli studenti e la polizia, gli studenti che volevano entrare nel rettorato per convincere il rettorato a porre fine alle collaborazioni con docenti israeliani. Ci sono stati scontri della polizia e ci sono stati scontri in altre università, compresa Padova, dove non ci sono stati incidenti ma contatti pesanti con le forze dell'ordine. E a Vicenza altre denunce di per esponenti dei centri sociali che avevano sfilato in gennaio contro gli espositori della Fiera dell'Oro. I manifestanti chiedevano che questi imprenditori fossero allontanati dalla fiera. Identificati e denunciati altri 14 attivisti dei centri sociali a seguito dei violenti scontri del 20 gennaio a Vicenza, scontri avvenuti in occasione del corteo organizzato dai centri sociali del nord-est per contestare la presenza di imprenditori israeliani all'esposizione internazionale Vicenza Oro. Manifestazione per la quale il questore di Vicenza aveva vietato al corteo l'avvicinamento al quartiere fieristico. Nonostante le prescrizioni, gli oltre 600 dimostranti avevano deviato dal percorso stabilito, cercando di forzare il cordone di polizia ed erano stati respinti più volte anche con gli idranti per disperderli ed evitare ulteriori scontri fisici. Scontri in cui 11 poliziotti, 9 del reparto mobile di Padova, 1 della Digos di Venezia e la stessa dirigente del servizio di ordine pubblico erano stati feriti. 5 dimostranti erano stati immediatamente identificati sul posto. Dalla prima attività investigativa erano stati identificati e denunciati 17
attivisti dei centri sociali. Ora si è giunti all'individuazione di altri 14 attivisti, tra i quali anche un minorenne. Si tratta di 10 dimostranti residenti a Padova e provincia, 1 a Torino, 2 a Treviso e 1 a Venezia, tutti noti appartenenti ai centri sociali dei citati capoluoghi, con precedenti per analoghi reati commessi in occasione di altre manifestazioni nel Veneto e in altre regioni. Servizio di Luisa Bertini, vediamo i titoli del Gazzettino. Dramma al centro commerciale, una commessa è stata trovata esanime in una pozza di sangue dietro al bancone. Il fatto risale a qualche settimana fa, se ne è avuta notizia solo oggi. Poi ci collegheremo con Cristian Arboit a Colle Umberto per vedere i dettagli di quello che sembra proprio un giallo. Sempre i minori, le baby gang al centro della cronaca, e qui parliamo di spaccio di droga, purtroppo in crescita a Padova. Sono stati denunciati 2 giovanissimi ed è stato sequestrato un etto di hashish trovato nello zainetto di un sedicenne. La scrivania della sua cameretta usata come piano di lavoro per pesare e confezionare la droga. Una sedicenne padovana insospettabile e senza precedenti è stata denunciata dopo un'operazione antidroga della squadra mobile di Padova che ha smantellato un giro di spaccio gestito da giovanissimi pusher nella zona del sottopasso di Via Adige. La minorenne durante il blitz della polizia ha cercato di scappare approfittando del fuggi-fuggi generale e ha abbandonato uno zaino con all'interno un panetto di hashish del peso di un etto. Assieme alla droga anche alcune centinaia di euro, un mazzo di chiavi con l'iniziale del nome della ragazza ed un coupon con indicato il suo nome e il numero di telefono. I poliziotti si sono così presentati a casa della sedicenne dove, alla presenza della mamma stupita, hanno perquisito la camera della figlia trovando nel cassetto della scrivania altri 10 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. La sedicenne è stata denunciata e riaffidata alla mamma. Durante il blitz i poliziotti hanno bloccato anche un 17enne tunisino già noto alle forze dell'ordine. Il ragazzo aveva gettato a terra 7 dosi di cocaina, un pezzetto di hashish. Anche lui è stato denunciato e portato in una comunità per minori di Padova. E continua l'inchiesta per il presunto tentativo di lanciare dei sassi da un cavalcavia vicino alla Pedemontana in zona Spresiano. Stanno indagando i carabinieri e molto irritato, molto arrabbiato per questo il sindaco Marco Della Pietra. Chiaro che bisogna vedere adesso a cosa porteranno le indagini, ma se verrà confermata quella che è l'ipotesi di questo lancio di sassi, insomma, non si può mica più parlare di bravate o di ragazzate, sono cose serie che possono portare anche a conseguenze gravissime. Stanno mettendo insieme i tanti indizi raccolti i carabinieri intervenuti nella serata a Spresiano accanto ai colleghi della Polstrada dopo che un automobilista ha segnalato la presenza sospetta di ragazzini a bordo strada vicino un piccolo cumulo di sassi. L'ipotesi è che fossero pronti a mettere in scena un gioco pericolosissimo. La banda è stata avvistata tra i 2 cavalcavia che insistono sulla Pedemontana all'altezza di via Ferraressa, poi la fuga verso il campo da calcio di Visnadello dove sarebbero stati raggiunti dai militari. Il gruppetto pare non sia passato inosservato nemmeno tra i residenti, quindicenni, sedicenni già noti per atteggiamenti sopra le righe. Sappiamo tutti che abbiamo le mani legate quando si parla di minori, però ecco, sicuramente un qualcosa bisogna fargli fare a sti ragazzi qua, perché non è possibile che facciano queste cose, insomma. Trattandosi di minori la cautela è massima. Con i carabinieri che stanno sentendo i soggetti interessati un aiuto potrebbe arrivare anche da alcune telecamere. Questi sono reati, noi qualche giorno fa abbiamo avuto un inizio di incendio a confine con Villorba dall'altra parte del paese e anche lì cioè, non si può parlare di bravate quando uno appicca un incendio, la bravata è un'altra cosa, la bravata è impennare il motorino, quella è una bravata. Insomma, non si esclude una relazione tra l'allarme in Pedemontana e l'incendio di sabato sera all'ex filatura San Lorenzo. Anche in quel caso era stato visto un gruppetto di giovanissimi allontanarsi, entrambe situazioni ad altissimo rischio per sé e per gli altri. Soprattutto non si rendono conto di cosa avrebbero potuto provocare, perché un sasso lanciato a una macchina in corsa o a una motocicletta ancor più in corsa, piuttosto che un incendio appiccato, ma sia per loro, perché attenzione, anche per la loro incolumità è pericoloso, ma soprattutto per l'incolumità degli altri credo che sia follia pura, follia pura.
Quindi il rischio di gravi danni per lanci di sassi dai cavalcavia, come è accaduto anche negli anni scorsi, e gravi danni provocano altro che le alluvioni, soprattutto in certe province della nostra regione. Oggi è stato dato il via ai lavori per l'estensione del bacino di laminazione di Montebello. Andiamo subito in diretta da Daniele Garbin con con l'assessore all'ambiente e alla protezione civile. A te Daniele. Sì, buongiorno direttore, grazie della linea. Siamo proprio nel territorio di Zermeghedo tecnicamente, ma a cavallo insomma col comune di Montebello, come l'assessore regionale Giampaolo Bottacin dicevi bene, proprio per la difesa del suolo in questo caso. Ecco, un attimo fa la ruspa che è alle nostre spalle ha dato avvio con alla guida il presidente Luca Zaia al primo colpo di ruspa, di benna, insomma, che inaugura l'ampliamento di questo bacino, proprio perché è un'opera più grande in questo momento tra le importanti opere per la messa in sicurezza come bacino di laminazione di Montebello. Ecco, un'opera che rientra già pianificata nel 2010 con dei piani di finanziamento importanti e con orgoglio, vero Assessore? Diamo un po' le cifre per dare le dimensioni di cosa verrà realizzato qui. Ma questo intanto, come diceva, fa parte del nostro piano che è diventato un modello nazionale. Io adesso prenderò il treno, andrò a Roma, domani c'è un convegno importante con 3 ministri e probabilmente la Presidente del Consiglio, dove mi hanno invitato per rappresentare il modello veneto di difesa del suolo. Questo ne è un esempio. Qui siamo all'interno del bacino di laminazione di Montebello, che esiste già da parecchi anni e che è in grado di invasare circa 6 milioni di metri cubi d'acqua per evitare che arrivino verso valle. Ma con questo intervento noi ampliamo il bacino da 6 milioni fino a 9 milioni di metri cubi di acqua invasabile, ma non solo, saremo in grado di invasare acqua sia, come accade adesso, quella che arriva dall'Agno-Gua, e sia anche quella che arriva dal corso d'acqua che sta alle mie spalle, che è il Chiampo. E quindi questo intervento avrà un'importanza decisamente grande per quanto riguarda i territori che stanno a valle di questi 2 corsi d'acqua, e quindi provincia di Vicenza, provincia di Padova e anche provincia di Verona. Ecco, diciamo anche che la caratteristica in questo posto è che le opere di solito sono sempre opere ingombranti che insomma i comuni possono avere perplessità, però bisogna parlare di solidarietà. In questo momento va fatta una pianificazione regionale, in questo caso le ricadute positive vanno anche sul territorio stesso che la ospita, il comune di Montebello. Ma devo dire che in questo caso i sindaci si sono dimostrati assolutamente responsabili. Come vedete alle mie spalle si vede già l'argine esistente che verrà rialzato, sono argini in terra battuta, come accade per la stragrande maggioranza dei nostri corsi d'acqua, dei corsi d'acqua del Veneto, visto che i nostri fiumi sono quasi tutti pensili, e quindi si mantiene la destinazione d'uso all'interno dell'area del bacino. Possiamo vedere dei vigneti, alberi, insomma non viene modificato nulla all'interno del bacino, semplicemente ogni tanto, quando vi è la necessità, viene allagata quest'area per evitare che si allaghino i centri abitati e le zone industriali che stanno a valle. Allora, oggi presentate il progetto, ho capito che verrà appaltato a breve, quando presumibilmente potremo vederlo realizzato? Allora, i lavori sono già partiti e ci vorranno un paio d'anni, se non ci sono intoppi, per il primo stralcio, che è il più importante e più grosso, e poi dopo altri 2 anni per il secondo e il terzo stralcio. Bene, direttore, ti ascolto in questo momento, se hai qualche domanda da studio, altrimenti restituisco la linea. Grazie a te Daniele, grazie all'assessore Giampaolo. Grazie, ricandiamo l'assessore. Grazie molte. Ieri c'è stata un'ondata di maltempo, guardate queste immagini nel canale della Giudecca. Questo è un vaporetto sballottato da onde che solitamente non si vedono in laguna, ma c'era un forte vento di bora, è stato veramente difficile per tutti i natanti la navigazione. Ed è stato ovviamente, c'è stato maltempo con vento e grandine sulla pedemontana ieri pomeriggio, non ci sono stati gravi danni, con un netto calo delle temperature.
Pedemontana colpita da vento, pioggia e grandine nelle scorse ore. Come anticipato dalle previsioni meteo, tutto il territorio della Pedemontana e anche il centro di Bassano sono stati colpiti da forti raffiche di vento da nord-est, con l'aggiunta di qualche breve ma intenso acquazzone. Non è mancata la grandine, anche se i chicchi sono stati di dimensioni contenute. Complice il forte calo delle temperature, attorno ai 10 gradi di differenza rispetto al giorno precedente, il ghiaccio è rimasto a terra, visibile in centro per un certo periodo quando è tornato il sole. Le previsioni per le prossime ore e per il resto della settimana sono di temperature ancora fresche e comunque al di sotto della media stagionale. Poteva mancare la polemica quotidiana? No, che non poteva mancare. Andiamo a Padova perché si sta discutendo su una statua che non è stata ancora eretta in onore degli alpini, e la polemica è sul fatto che l'alpino della statua imbraccerebbe un fucile. Allora a te, Valentina Visentin. Sì, buongiorno direttore. Il Veneto è pieno di statue dedicate agli alpini, ma quella che dovrebbe essere posizionata nel cipo che vedete alle mie spalle qui a Padova, nel nuovo parco Tito Livio, sta creando un po' di malumori all'interno della giunta padovana. Cosa accade? La statua era stata richiesta circa 4 anni fa dal gruppo padovano degli alpini, ovvero la richiesta era semplice: una statua dedicata agli alpini da posizionare in un parco cittadino. L'iter è cominciato attraverso il gabinetto del sindaco che si è occupato di questa questione. Era stata commissionata anche ad uno scultore molto noto in città, ma non solo. Si tratta di Ettore Greco, che in questi anni ha lavorato a lungo per realizzare la statua, seguendo quelli che sono insomma i canoni delle statue degli alpini che state vedendo anche nelle immagini. Credo che si stanno passando proprio in questi istanti in sovraimpressione. Sono statue di alpini posizionate in molte città e paesi della nostra regione. La statua imbraccerebbe un fucile, visto che comunque l'alpino è un militare. Ecco, a pochi giorni dall'inaugurazione, che era prevista per maggio qui al parco Tito Livio, ci sarebbero stati malumori da parte di 3 assessori della giunta Giordani, che si interrogano sull'opportunità o meno che questa statua abbia il fucile, visto che siamo in un periodo purtroppo segnato da 2 conflitti molto gravi nel mondo, quello in Palestina e quello in Ucraina ovviamente, e quindi gli assessori chiedono se sia opportuno che l'alpino imbracci un'arma, un fucile. La reazione del gruppo alpino non è mancata: si tratta di una statua storica e che ripercorre appunto quindi nella simbologia e nei canoni quelle che sono la tradizione degli alpini, ovvero quello di imbracciare un fucile, visto che si tratta di un corpo militare. Sicuramente la polemica continuerà nei prossimi giorni, ma intanto qui al parco Tito Livio, come potete ben vedere, è già stato sistemato il cipo in cui dovrebbe insomma il piedistallo su cui dovrebbe essere posizionata la statua, che per il momento è una statua della discordia piuttosto che della pacificazione. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie Valentina, insomma capiamo lo stato d'animo e anche l'indignazione degli alpini che rispetto a polemiche del genere fanno un po' venire il latte alle ginocchia in un momento in cui ci sono 2 guerre in corso, rischio di catastrofe. Stiamo lì a vedere se l'alpino imbraccia o meno un fucile, cosa che, come avete visto, riguarda tantissimi monumenti. Torniamo alla cronaca, vediamo titoli del Corriere del Veneto. Verona, 2 motociclisti che hanno perso la vita in poche ore. Ci sono i nomi e le foto delle vittime, e poi il marito della runner investita da Giancarlo Gentilini: andava a 10 all'ora, mia moglie è volata per 5 metri, quindi questa una contestazione delle parole di Gentilini, che ha detto che andava proprio a 10 all'ora. E sulla patente è partito il dibattito: c'è chi la prende a 90 anni, i centenari possono guidare, ma spesso i figli chiedono di toglierla. E a proposito di incidenti, torniamo all'addio a Manuel Gavin, il papà di 45 anni che aveva perso la vita in un drammatico incidente. Sei stato un raggio di sole nella mia vita e resterai accanto a noi, insieme, per sempre. Le parole della compagna di Manuel Gavin, affidate alla lettura di Don Loris Gasparella,
Un sorriso contagioso, la generosità che parenti, colleghi e amici hanno voluto sottolineare per ricordare nella chiesa parrocchiale di Zugliano Gremita Manuel, papà di 45 anni, vittima dell'incidente fatale avvenuto il 5 aprile a Zanè, dove è rimasta ferita anche la compagna. Scontro in cui l'altro autista coinvolto è stato in seguito arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Oggi le lacrime dell'intera comunità, interpretate dal sindaco che ha ricordato Manuel esprimendo l'abbraccio alla famiglia, persona molto amata e conosciuta a Zugliano. Una figura molto conosciuta e amata da molti perché è comunque inserita nel contesto del nostro comune attraverso tante forme, appunto la scuola frequentate dai bimbi, per cui è sicuramente una persona che mancherà a molti. Vicinanza che è stata manifestata dalla comunità anche attraverso una raccolta fondi per stringersi attorno al dolore che ha colpito la famiglia. È segno anche della volontà di tanti di essere vicini in questo momento che naturalmente deve essere appunto di estrema vicinanza a tutta la famiglia. Andiamo a Colle Umberto in diretta da Christian Arboit perché è un giallo, è il ritrovamento in un ipermercato di una donna ritrovata in un lago di sangue. Sentiamo i particolari in diretta. A te Christian. Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Simone Merlo e Tommaso Migot per la parte tecnica. Ci troviamo a Colle Umberto, alle mie spalle, vedete lì per Tosano, le gallerie Bennett, la galleria commerciale, una delle principali della zona del Coneglianese. È qui che il 19 marzo scorso è stato ritrovato il corpo in un bagno di sangue di Martina Peruzza. Martina Peruzza è la parafarmacista della parafarmacia che si trova all'interno della galleria commerciale. Immediatamente questa donna è stata soccorsa, è stata portata in fin di vita all'ospedale Cafoncello di Treviso. Qui ha lottato tra la vita e la morte per diversi giorni, poi fortunatamente è prevalsa la vita. La donna adesso si trova all'Oras di Motta di Livenza per una lunga e complicatissima riabilitazione. Ma qual è stata la causa di tutto questo? Non si conosce ancora la causa, e gli stessi familiari della donna e i parenti hanno chiesto chiarezza anche alla luce delle tante aggressioni che si sono registrate ai danni di farmacisti nell'ultimo periodo, soprattutto nella zona della Castellana, e anche alla luce di un episodio che si è verificato sabato scorso proprio all'interno della galleria commerciale, dove uno straniero andato in escandescenze particolarmente pericoloso è stato bloccato con un taser. Quindi cosa si chiedono i familiari, che in queste ore vogliono mantenere un profilo basso? Si chiedono appunto se per caso la donna, se Martina, sia stata aggredita e quindi nel corso dell'aggressione sia caduta a terra sbattendo la testa. È una delle ipotesi che i familiari mettono sul tavolo. Il papà nei giorni scorsi ha chiesto ai carabinieri di Vittorio Veneto un supplemento di indagine. Poi ieri appunto c'è stato l'appello di uno zio, appello che è stato accolto questa mattina perché i carabinieri di Treviso appunto hanno detto: noi finora questo l'abbiamo trattato per lo più come un caso di incidente sul lavoro, di malore, però appunto faremo tutti gli approfondimenti necessari se è questo il dubbio dei familiari. Quindi nelle prossime ore con ogni probabilità saranno sentiti anche i colleghi della donna, la titolare della parafarmacia, la direttrice. Quindi questo è il quadro, un vero e proprio giallo. Ho contattato anche l'Oras questa mattina, loro per il momento non danno appunto informazioni sullo stato di salute della ragazza, però parlando con dei parenti che per il momento mi chiedono di non essere appunto nominati, questi parenti mi dicono che la ragazza si è risvegliata nei giorni scorsi, inizialmente parlava in inglese, adesso è ritornata a parlare in italiano, ma appunto non si ricorda cosa è successo quella sera del 19 marzo, se per caso qualcuno l'ha aggredita prima di finire a terra in quella pozza di sangue che aveva fatto scattare ovviamente
l'allarme. Quindi questo è il quadro. Ci sarà un supplemento quindi di indagine da parte dei carabinieri e chiaramente la verità arriverà da questa ragazza nel momento in cui riprenderà la memoria, ed è chiaramente l'augurio, l'auspicio di tutti. Noi ci siamo messi a distanza di sicurezza perché appunto la proprietà ci ha intimato di non fare immagini né dall'esterno né dall'interno, quindi per il momento non c'è tutta questa collaborazione. Però insomma con Simone Merlo e Tommaso Migot cercheremo di capirne un po' di più nelle prossime ore. Un vero e proprio giallo, quindi lo potete comprendere qui a Colle Umberto. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Cristian Raboy, Simone Merlo. C'è stato un gravissimo incidente domestico a Campo San Piero, vediamo quali sono le condizioni, pare ancora critiche, di un bimbo di 21 mesi che ha battuto la testa. Campo San Piero è ancora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Padova un bimbo di quasi 2 anni che ha riportato un grave trauma cranico dopo aver battuto la testa. Un incidente accaduto domenica sera nell'abitazione di una zia materna. Il bambino, in un momento di euforia, ha perso l'equilibrio battendo violentemente il capo su un gradino. Inizialmente ricoverato, ancora vigile all'ospedale di Campo San Piero, le condizioni del bimbo si sono progressivamente aggravate per l'espandersi dell'ematoma. Per questo si è reso necessario il trasferimento al nosocomio di Padova in terapia intensiva. Le sue condizioni ora sono drammatiche e la prognosi è riservata. Sul posto indagano i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente domestico. Andiamo alla prima pagina della Tribuna. Anziano rapinato e malminato in casa a Castelfranco, mi ha spiato e teso una trappola. È stato arrestato il 32enne di Bassano che è immortalato dalle telecamere. Tra l'altro dico alla regia che abbiamo proprio il servizio sulla rapina in casa a Loria, quindi direi di dare quello se possibile, poi riprendiamo con la scaletta. Grazie. Loro cercavano a me quando sono andato fuori, che dopo mi hanno fatto inchinare per far leggere il biglietto che era bianco, non c'era niente. Il modo di farmi inchinare è il modo che la collana si spostasse, capito? Per prenderla ho fatto questo gesto e questa collusione che è avvenuta. Sono stati attimi terribili per il 69enne malmenato e strattonato dal malvivente. L'uomo si è presentato a casa della vittima con una scusa, lo ha fatto chinare, poi all'improvviso ha tentato di impossessarsi della catenina d'oro con crocefisso che aveva al collo, un monile del valore di circa 2.000 euro. Ce ne siamo urtati uno con l'altro, lui ha perso anche gli occhiali perché urtandosi uno con l'altro ha perso anche gli occhiali e poi dopo 4-5 volte è riuscito a strapparla ed è scappato. Il 69enne ha tentato di difendersi ma è stato spinto violentemente. Il malvivente è riuscito a strappargli la collanina e a fuggire a bordo di un'auto. Secondo la vittima, ad attendere il rapinatore ci sarebbe stato un complice alla guida della vettura. Secondo me mi stavano controllando, ci dice il signor Grazioso. Secondo la mia idea loro sapevano, mi tendevano, sapevano, mi avevano visto in qualche parte e mi hanno aspettato, ho teso la trappola come vuole dire lei. Il rapinatore è un 32enne marocchino domiciliato a Bassano, denunciato per rapina aggravata. Le indagini dei carabinieri hanno portato all'uomo grazie al sistema di videosorveglianza posizionato nella zona della rapina e alla collaborazione con i carabinieri di Solagna in provincia di Vicenza. Durante la perquisizione lo straniero è stato trovato in possesso degli stessi indumenti indossati al momento della rapina. Non solo, ma aveva anche mezzo etto di hashish, materiale per la pesatura e per il confezionamento dello stupefacente. Per questo dovrà anche rispondere di detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Servizio di Daniela Sizia, oggi in regia Andrea Basso e Francesca Pezzo. Andiamo a Padova dove è stato disposto l'allontanamento dal territorio nazionale con imbarco su un aereo per Lagos di un 48enne nigeriano considerato pericoloso. L'uomo di fatto senza fissa dimora da mesi però era presente nel comune di Cadoneghe.
Imbarcato in un volo diretto Milano-Malpensa Lagos, un 48enne nigeriano è stato allontanato dal territorio nazionale dopo il provvedimento del questore di Padova Marco Dorisio. Negli ultimi 7 anni lo straniero, che gravitava tra Padova e Cadoneghe, era stato protagonista di numerosi episodi di violenza. Vista la sua pericolosità sociale, è stato scortato in patria da 2 agenti della questura di Padova che lo hanno riportato in Nigeria. L'uomo era entrato clandestinamente in Italia da Lampedusa facendo richiesta di protezione internazionale che non era mai stata accettata. Nel 2017 infatti era stato più volte denunciato per percosse e interruzione di pubblico servizio. Aveva aggredito in strada senza motivo un dipendente delle Poste mentre stava lavorando. Nel 2019 invece la Polfer di Vicenza lo ha denunciato per violenza e minaccia pubblico ufficiale perché a bordo di un treno regionale aveva aggredito un agente che gli aveva chiesto di spostarsi dato che occupava un posto destinato ad una donna con un bimbo piccolo. Il nigeriano in stazione a Verona pochi mesi dopo aveva nuovamente aggredito dei poliziotti durante un controllo, episodi ripetuti anche nel 2021. Dopo aver scontato 4 mesi di reclusione, a marzo era tornato in libertà bivaccando in una zona di Cadoneghe dove era stato più volte segnalato dai residenti per i suoi comportamenti molesti. Ieri sulla Marosticana, alle porte di Vicenza, un grave incidente stradale, ci aveva riferito tutto in diretta Chiara Gaiani, un camion che si è schiantato contro una chiesa. Le immagini parlano molto più delle mie parole. Un camion che trasportava della merce per conto terzi è finito poco dopo le 11, proprio vedete sulla facciata di questa chiesa. Stava viaggiando in direzione centro città l'autocarro che poco dopo le 11:10 è uscito di strada invadendo la carreggiata opposta e finendo la sua corsa contro il portico d'ingresso dell'antica chiesa di San Giovanni Battista lungo strada Marosticana a Vicenza. Quali siano le cause lo stabilirà l'indagine condotta dalla polizia locale del capoluogo berico. L'esito resta impressionante. Il parabrezza del camion praticamente in frantumi, 2 le persone rimaste ferite, l'autista e il passeggero che gli viaggiava al fianco, entrambe trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo. Le loro condizioni non sono preoccupanti. Devastato il porticato, letteralmente finito sopra il cassone del mezzo pesante, a preoccupare la staticità dell'edificio risalente al XVI secolo, che sarà verificata con attenzione dai vigili del fuoco. Nel frattempo l'area è stata transennata per permettere le operazioni di sgombero delle macerie e di recupero del mezzo pesante. Per tutto il giorno le pattuglie della polizia locale hanno gestito il traffico a senso unico alternato senza particolari problemi per la viabilità. Una ferita per il quartiere di Laghetto. L'antica chiesetta ha scandito il tempo della vita di molti degli abitanti che qui conservano tra i loro ricordi più cari. E la scomparsa in Australia di un veneto, anzi no scusate, prima vediamo le testimonianze di coloro che hanno commentato l'incidente del camion contro la chiesa. Sentiamo. Sono i ricordi della nostra infanzia qui, perché era parrocchia e la vita del paesetto, perché non esisteva ancora il paese, cioè il quartiere di Laghi, era qui la nostra vita. C'erano tante fattorie, poche case. La vita di una comunità a Laghetto attorno alla chiesetta di San Giovanni Battista lungo la strada Marosticana, edificio storico che fu fatto costruire dai conti Barbaran nel 1568. Voi siete un po' affezionati a questa chiesetta qui nel quartiere? Sì, perché è anche un po' storico. Costruzione che per tutti nel quartiere è da sempre punto di riferimento, dal battesimo alle nozze, e ha scandito ogni tappa per le signore, memoria storica del luogo. Sono nata a Laghetto, sono stata battezzata su questa chiesa, sono stata battezzata, cresimata, andata alla comunione, è anche sposata. È una cosa, mi viene male il cuore vedere la mia chiesetta ridotta così. Adesso l'unico auspicio è che la chiesetta tutelata dalle belle arti, così cara ai residenti, venga presto rimessa in sesto per tornare ad ospitare funzioni della comunità cattolica dello Sri Lanka e le ricorrenze. Quest'anno fanno 80 anni dal ricordo del bombardamento del 18 novembre di Vicenza, e qui lì c'è il monumento dove speravamo di poter fare una bella cerimonia in ricordo di 44 persone che sono morte.
Sempre più spesso persone che non riuscendo a pagare l'affitto dormono nella loro auto e questo è il caso a Castelfranco di una coppia di origine tunisina. Buongiorno così. Questa è la nostra vita. La Fiat Punto Nera parcheggiata sotto la pensilina di un edificio in disuso nel parcheggio dell'ex Foro Boario. Accanto stoviglie, pentole, detersivi, scatoloni con vestiti e padelle. Le scarpe riposte in modo ordinato, il piccolo fornelletto a gas poggiato sotto lo sgabello utilizzato come tavolo, l'auto colma di vestiti e coperte, i sedili ribaltati per farla diventare la notte un letto. È così che Lotfi Mabrouk e Kaltoum Bari, 53 e 48 anni di origine tunisina, vivono dallo scorso novembre. Ho passato il freddo, tutto novembre, tutto dicembre, gennaio, febbraio, marzo, lo sa tu, lo sai quanto freddo ha qua. Per fortuna ho trovato il posto coperto qua. L'arrivo in Italia di Lotfi nel 91, il lavoro come metalmeccanico, il ricongiungimento con la moglie e la figlia nata a Castelfranco nel 2005. Poi la crisi del 2010 che ha fatto ritornare Lotfi e Kaltoum in Tunisia e i problemi di salute di Lotfi, colpito da ictus nel 2012. La decisione di tornare in Italia nel 2021. Prendo su 700 occupazioni, però ho una figlia che studia in Tunisia. Mando per sua nonna e mia figlia. Lavori stagionali che non permettono una stabilità tale da pagare un affitto. L'aiuto della Caritas che mette a disposizione dei coniugi le docce 2 volte a settimana e i pasti quando non riescono a provvedere da soli. A Lotfi è stato proposto un posto nel dormitorio maschile ma non vuole lasciare sola sua moglie. Il problema di trovare lavoro è la necessità di spostare la macchina. Ho chiamato me l'ultima volta all'ufficio collegamento. Mi ha detto lavoro per 3 mesi e 3 turni. Ho detto non posso, 3 turni non posso. Dove dormo la moglie? Voglio una casa. Solo una casa per stare con la moglie. Non siamo animali, siamo persone noi. Seguiti dagli assistenti sociali sin da novembre, l'amministrazione sta lavorando per trovare una soluzione per i 2 coniugi. Cercare di costruire un progetto condiviso con coloro che ne hanno bisogno per dare una stabilizzazione al problema. Sinora tutte le proposte fatte dall'amministrazione comunale non sono state accettate da questa coppia. Continueremo a dialogare per trovarla una soluzione. Anche ieri i servizi sociali li hanno incontrati, si sta facendo un percorso assieme a loro per trovare un progetto, una soluzione che torni a dare la giusta dignità a questa coppia. È un'altra faccia del degrado a Mestre, dove parliamo spesso di spaccio, di aggressioni, di droga, di mancanza di sicurezza, e poi c'è anche l'abbandono di materiali. Vediamo cosa ha trovato ieri sotto un cavalcavia. Ilaria Marchiori. Materassi vecchi, sacchi a pelo, zaini rotti e molto altro materiale dell'esercito abbandonato qui sotto il cavalcavia tra Mestre e Marghera. L'area è stata sottoposta a sequestro. Sono stati i membri della pagina Facebook Marghera Oggi 2.0 a segnalare la cosa, documentando con foto e video l'accumularsi giorno dopo giorno del materiale per i ripetuti abbandoni. Ci siamo incontrati che la discarica è aumentata 3 volte, il minimo 3 volte, dunque più di 3 volte sono arrivati con un camion, avranno scaricato i sacconi e tutto il materiale, in cui siamo visti l'etichetta di uno dei zaini, mi pare, con scritto Esercito Italiano. Da là abbiamo telefonato al 113 che ci ha fatto passare i carabinieri, da là sono arrivati i carabinieri che dopo hanno fatto intervenire la polizia locale e i militari. Ma non è tutto. Ci sono, no qua, ma dietro ci sono bivacchi di persone senza tetto. Oltre che spacciano, si consumano, qua c'è anche una chiesa ortodossa. Non credo che sia tanto il posto, il luogo dove stoccare questo materiale qua. C'è infatti da chiedersi chi sia l'artefice, difficile pensare sia stato effettivamente l'esercito. I militari non fanno questa roba qua. Deve essere qualche azienda che gli hanno detto guarda abbiamo del materiale scaduto da stoccare e loro avranno pensato qualche azienda di scaricare. Sì facciamo e invece di fare tutto l'iter hanno scaricato là, tanto dopo il pagamento è del comune, dei noi cittadini di questa situazione.
Allora, manifestazione degli iraniani democratici a Venezia. Andiamo sul ponte dell'Accademia, lì nei pressi, da Filippo Fois. A te, Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. È iniziato il conto alla rovescia per l'inaugurazione ufficiale della Biennale d'Arte Contemporanea. Questo significa che gli occhi del mondo sono puntati sulla città di Venezia e naturalmente non solo per parlare d'arte, ma evidentemente tutti quelli che sono i risvolti delle crisi internazionali che si stanno consumando nel mondo a partire dal Medio Oriente sono al centro dell'attenzione. In questo momento, e ve lo stiamo facendo vedere in diretta, sta per avvenire un flash mob organizzato dall'associazione Italia-Iran per denunciare la repressione del regime iraniano. È una manifestazione peraltro che naturalmente ha dei risvolti di estrema attualità con quello che sta accadendo tra lo Stato iraniano e Israele. In questo momento dovreste vedere degli attivisti di questa associazione che, eccoli qui, tra poco si mettono sul ponte di Riad, li vediamo comparire e caleranno, da quello che ci hanno detto, 2 nodi scorsoi, quindi quelli che si usano purtroppo per le impiccagioni, assieme ad un cartello nel quale comunicano la volontà del popolo iraniano alla pace. Come sapete sono momenti di estrema tensione tra lo Stato di Israele. Ecco, vedete che il primo nodo scorsoio è stato calato. Noi stiamo commentando in diretta le immagini che vedete anche voi, sono immagini naturalmente prese come riusciamo. Siamo in una zona in cui purtroppo non si riesce a far vedere di più. Ecco, vedete, è stato calato un nodo scorsoio, tra poco dovrebbe esserci un altro cappio che viene calato. Da quello che sappiamo c'è una scritta che da qua non riusciamo a leggere, ma ve la dico io: il popolo iraniano è per la pace. Una presa di posizione che tra poco approfondiremo anche con le persone che hanno organizzato questo flash mob, perché una cosa, dicono loro, è il regime che si trova in questo momento al potere in Iran, altra cosa ancora invece è quello che è il comune sentire della popolazione iraniana. Direttore, perché io se sei d'accordo forse ti restituirei tra poco la linea, perché tra poco sì. Abbiamo colto il momento culminante. Devo dire che ovviamente non era stata annunciata questa manifestazione, è una cosa che vi stiamo dando in esclusiva. Io tra l'altro in questo momento sono con io pregherei pure di rimanere sulle immagini che stiamo vedendo, perché sono in compagnia di Filippo Mario Brambilla dell'associazione Italia-Iran. Scusate perché c'è un problema, Brambilla, siamo in diretta. Ci può dire cosa state facendo, per quale motivo avete deciso di intraprendere questa azione qui a Venezia? Allora, questa azione è fatta in supporto degli esuli iraniani in Italia. In questi giorni, questi sono i giorni di preapertura della Biennale d'Arte a Venezia, ed è un modo per rimarcare che la guerra della Repubblica Islamica di Khamenei non è la guerra del popolo iraniano, che ha sfiduciato il regime con le rivolte dell'anno scorso. Il popolo iraniano desidera vivere in pace, questo è quello che comunicano agli iraniani che sono in Italia, desidera vivere in pace con le altre nazioni del Medio Oriente, ed è innegabile che la Repubblica Islamica rappresenti uno dei fattori di maggiore stabilità del Medio Oriente attuale. È la rivoluzione islamica del 1979 che ha riportato indietro le lancette della storia, ha minato l'equilibrio del Medio Oriente. Voi siete in contatto comunque con l'Iran, c'è stata una violenta repressione di quelle che erano state le proteste dell'anno scorso. Al momento com'è la situazione, come il sentire per quello che riguarda ciò che sta accadendo? Il regime ha attuato una durissima repressione contro la popolazione che era scesa inerme in piazza per lottare per la libertà, ma è evidente che la rivolta cova sotto la cenere, è una scintilla che non si è mai spenta. Se il mondo occidentale deciderà di isolare veramente la Repubblica
Repubblica Islamica. A questo punto gli iraniani, e loro solo lo possono fare, potranno riattivarsi in un movimento nazionale per riconquistare la libertà. La linea è stata tracciata dal leader dell'opposizione liberale, per intenderci lo Shah in esilio, Reza Pahlavi, che è il leader in questo momento in campo per guidare una transizione alla democrazia, dal passaggio di questo regime a una democrazia costituzionale. Grazie a Mario Filippo Brambilla dell'Associazione Italia-Iran. Io direi che da Venezia possiamo restituirvi la linea. Grazie molte Filippo, grazie. In questi casi a volte interviene anche la polizia per manifestazioni non autorizzate, poi vedremo come andranno le cose nelle prossime ore. Intanto c'è la mobilitazione che continua in tante università italiane, tra queste anche quella di Padova, degli studenti pro-Palestina, come dicevamo prima parlandovi degli scontri alla Sapienza di Roma. Questa mattina gli universitari del collettivo Spazio Catai a Padova hanno occupato un'aula dell'università chiedendo la discussione sul boicottaggio a Israele. Dopo le tensioni fuori da Palazzo Bo della scorsa settimana, durante il Senato accademico che ha respinto la mozione che chiedeva di interrompere i rapporti scientifici con le università israeliane, nuova azione degli studenti dei collettivi di Spazio Catai e Potere al Popolo, che questa mattina hanno occupato l'aula Ederle dell'Università di Padova per chiedere nuovamente alla rettrice Daniela Mapelli di discutere una mozione relativa al boicottaggio accademico di Israele. Chiediamo prima di tutto un incontro pubblico come quello che è avvenuto a Napoli e in altre università italiane. Noi ci chiediamo se la rettrice abbia veramente a cuore la democrazia, visto che reprime costantemente il dissenso di noi studenti e studentesse attraverso la militarizzazione dell'università e la chiusura degli ingressi. Vogliamo un incontro pubblico perché pubblico deve essere il dibattito rispetto al boicottaggio accademico. Tra le richieste alla rettrice anche l'interruzione di un accordo con ENI, la cui proroga è prevista il prossimo 27 maggio. L'università non ha ancora preso posizione riguardo al genocidio in corso, l'occupazione dei territori palestinesi, non ha chiesto il cessate il fuoco e continua a collaborare con università israeliane e con aziende che sono direttamente complici del genocidio in corso, come ad esempio Eni e Leonardo. Noi riteniamo che questo non sia accettabile. Il gruppo di studenti ha convocato per domani pomeriggio alle 17:30 nel cortile di Palazzo Bo un'assemblea pubblica. L'intenzione è quella di rimanere in aula a Ederle fino a quando la rettrice non darà un appuntamento per un confronto. È iniziato a Venezia il conto alla rovescia per il contributo d'accesso, per il ticket, la prenotazione che saranno obbligatori per entrare a Venezia in certi giorni molto caldi. È un'operazione del Comune di Venezia per cercare di limitare i flussi straordinari dei turisti e ne hanno parlato anche gli operatori del turismo che da questa decisione ovviamente sono condizionati. Sentiamo Anna Maria Parisi. Contributo d'accesso a Venezia. Il Comune attiva una piattaforma per gli operatori del turismo. Vogliamo che anche loro siano parte di questo sistema che vuole tutelare questa città, che vuole bene a questa città e quindi ci aiuta a regolare i flussi appunto del turismo giornaliero in questa città. Obiettivo: rendere più agevole e snella la procedura che crea non poche agitazioni tra gli stessi operatori del turismo. Un'associazione come Confcommercio debba svolgere un ruolo di mediazione, raccogliendo le esigenze, le difficoltà, le ansie di tutti gli operatori del turismo. Sottoscritto inoltre un codice deontologico tra tutti gli operatori del turismo organizzati da diffondere sia ai tour operator che alla clientela nazionale e internazionale per far conoscere le buone regole di comportamento ai turisti stessi, anche nella promozione della diversificazione stagionale dei flussi. Bisogna intervenire, il contributo d'accesso è un primo step, vedremo i risultati dopo questa fase pilota su quali sono gli aggiustamenti da fare. La cosa importante è lavorare insieme, l'amministrazione con il mondo delle imprese, grazie anche al ruolo delle associazioni di rappresentanza. Sul contributo d'accesso, nella sua fase sperimentale, interviene anche il ministro del turismo Daniela Santanchè. Per governare i flussi turistici bisogna destagionalizzare, dice, ampliando le offerte con la qualità dei servizi proposti. Anna Maria Parisi, può sembrare strano ma è vero, la Cina che ha una storia
centenaria nel mondo della ceramica e della porcellana, sono famosissimi i vasi cinesi, pare essere entusiasta, impazzita quasi per la ceramica di Nove. Andiamo in diretta da Monica Smiderle. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Io mi trovo a Nove all'interno del Museo della Ceramica, un vero e proprio scrigno di tesori della produzione artistica della ceramica di Nove. Qui si trovano pezzi della storica famiglia Antoni Bona, ma anche di artisti più contemporanei. Mi viene in mente Alessio Tasca, piuttosto che Candido Fiore, piuttosto che Pompeo Pianezzola, ma anche altri. Con me c'è Luca Rebellato, che è il sindaco di Nove. Dicevi bene, insomma, questi contatti molto stretti con la Cina che guarda alla produzione della ceramica di Nove e al Made in Italy. Si è appena conclusa una spedizione, no, dell'Associazione Italiana Città della Ceramica, che ha visto partecipare anche il primo cittadino di Nove. Allora, com'è andata? I cinesi a che cosa guardano? Beh, è andata molto bene. Diciamo che abbiamo ricevuto questo invito da parte di un senatore della Repubblica Cinese per essere ospitati in diversi paesi all'interno della Cina, per poter condividere questa fratellanza, questo rapporto di collaborazione nell'ambito della ceramica. Che cosa piace della ceramica di Nove? Beh, oggi stiamo festeggiando il cosiddetto Made in Italy e a mio modo di vedere le parti si stanno invertendo. I cinesi sono interessati alla nostra produzione, sono interessati al nostro lato artistico, al famoso Made in Italy. E poi, insomma, i numeri sono importantissimi e quindi potrebbe essere un importantissimo mercato di sbocco per la produzione della ceramica di questa terra. Noi abbiamo portato la produzione ad una elevata qualità, ma a numeri ridotti, cosa che non è, tra virgolette, difficile, come si può dire, da competere con la produzione cinese. I piccoli numeri e la grande ed elevata qualità e il Made in Italy possono diventare mercato anche per la Cina. Va detto che Nove è terra di ceramica, ma il settore negli anni ha subito una forte crisi. Qui negli anni 70, pensate, c'erano migliaia e migliaia di addetti appunto al settore della ceramica. Da 3.500 però siamo passati a 400. Il mercato è cambiato, oggi è una ceramica molto più di nicchia, molto più che guarda alla parte artistica. La Cina che cosa può rappresentare a questo punto? La soluzione? Ma è un mercato, può diventare un mercato anche la Cina, perché oggi su 1.400 milioni di abitanti la Cina rappresenta circa 20 milioni di miliardari, quindi un mercato dove anche loro sono interessati ad avere eccellenze, prodotti di qualità. Solo per darvi un dato, è il terzo mercato per la Ferrari, quindi mercati di elevata qualità. Nove, per quanto possa fare, per quanto piccola è, ha comunque delle eccellenze importanti, dei nomi, ripeto, storici ma anche attuali di tutto rilievo, che possono comunque creare un mercato rivolto anche a quel paese. Insomma, Nove guarda con fiducia a questo nuovo progetto, a questo nuovo gemellaggio. Io ringrazio il sindaco di Nove, Luca Rebellato, e direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte alla Monica Smiderle e al suo ospite. Vediamo altri titoli. L'anno nero dei calzaturifici della Riviera del Brenta, lo dice la Nuova Venezia, produzione in calo del 25%. E poi un altro titolo che è quello dei banchi a rotelle. Vediamo, banchi a rotelle dell'era Covid vanno in saldo, comprati a €1 l'uno da un comune padovano che è quello di Bagnoli di Sopra. A Limana è tutto pronto per 4 giorni di eventi organizzati per celebrare il centenario del conferimento della Croce di Guerra al valor militare per l'eroico comportamento della popolazione durante il tragico anno della fame nel primo conflitto mondiale. Sentiamo Tiziana Bolognani.
Sta tutto nel messaggio scritto dall'allora sindaco di Limana Francesco Borgo, il valore degli eventi che in Sinistra Piave ripercorreranno la storica consegna della Croce di Guerra al valor militare al Comune 100 anni fa. Le celebrazioni entreranno nel vivo giovedì prossimo per concludersi domenica 21 aprile con la rievocazione della consegna e la sfilata lungo le vie cittadine. Nell'anno 1917, l'anno della FAN, il famoso anno della FAN, nonostante ci fosse una grande carestia e grandi problemi, i nostri cittadini non hanno svoltato lo sguardo, ma hanno deciso che volevano lottare per la libertà. Ecco, per questo è stata consegnata questa croce. Il 18 aprile la giornata sarà dedicata alle scuole, in particolare sarà dato rilievo alle ricerche storiche svolte dagli alunni delle quarte elementari sui loro antenati. Da venerdì approfondimenti con la popolazione, sabato nell'area verde di fronte alla biblioteca saranno installati stand espositivi del gruppo storico Montegrappa, Battaglione Bassano, del reparto Salmerie della sezione ANA di Vittorio Veneto e dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia. Domenica il gran finale alla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia. Ammassamento per la sfilata in via Fiabane a partire dalle 8:30. Vuole essere una festa del comune, una festa di tutti i cittadini, quindi invitiamo tutta la cittadinanza a essere presente, a partecipare con noi e a ricordare quello che i nostri avi hanno fatto, la grande dignità morale, il grande valore dei nostri avi. Allora, la polemica della manifestazione della campagna elettorale sul ponte di Bassano con le critiche alla sindaca Elena Pavan, arriva la conferma dai documenti richiesti dal consigliere Vernillo, e cioè che sarebbe mancata l'autorizzazione. Vediamo. Queste immagini continuano a far discutere e così, dopo 10 giorni di domande e di interrogativi, sono arrivati finalmente i chiarimenti che la città chiedeva ed è emerso in maniera appunto chiara che Elena Pavan, in occasione della sua conferenza stampa allestita sul Ponte Vecchio, non ha richiesto nessuna autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico. Facciamo ordine. L'attuale sindaca aveva scelto di annunciare la sua ricandidatura con il sostegno di Fratelli d'Italia e Coraggio Italia durante una conferenza stampa proprio sul Monumento Nazionale. E questa scelta ha fatto scoppiare la polemica addirittura a livello regionale. Associazioni, esponenti politici, consiglieri comunali e tanti cittadini hanno gridato allo scandalo e ribattezzato il fatto come uno schiaffo alla storia di Bassano. Ecco, alla luce dei documenti emersi che confermano la mancanza di qualsiasi istanza di occupazione di suolo pubblico per la conferenza, questo schiaffo, metaforicamente, viene dato a tutti i bassanesi e anche a chi firmò quella delibera comunale nel 2011 durante l'amministrazione Cimatti per vietare l'utilizzo del Ponte Vecchio a qualsiasi manifestazione di natura politica. Anche questa è storia e adesso l'opposizione annuncia che la faccenda non finirà qui e intanto questa foto è tornata virale in molte chat. Servizio di Alex Giuliano, adesso vediamo in anteprima dalla Nuova Venezia il padiglione del Vaticano alla Biennale in questo servizio. Questa idea era molto assolutamente importante, che visto che è all'interno della loro casa, è all'interno dell'istituto penitenziario dove loro sono, e quindi i visitatori comunque devono essere accompagnati dagli agenti dell'istituto, era essenziale che la narrazione si facesse attraverso le opere, attraverso le parole e gli occhi delle signore che sono state formate come delle guide, come delle mediatrici quindi del museo, e che sono loro quindi che parlano delle opere che sono state installate, anche delle collaborazioni che hanno nutrito questo percorso. Quindi è un'esperienza personale, allo stesso tempo collettiva, è emozionante, allo stesso tempo determinante e molto molto forte. Loro danno una forza, una generosità e un coraggio veramente incredibile, e non abbiamo nessun tipo di pregiudizio andando qui, e assolutamente non gli artisti, e lo speriamo anche questo da parte dei visitatori. È tutta una cosa, forse per me e sicuramente anche per Bruno Cassin, è una delle esperienze più importanti che possiamo vivere artisticamente e poeticamente nella nostra vita. L'istituto è molto molto grande, contiene un giardino, una cappella, contiene differenti spazi anche collettivi, e è una cappella bellissima, una cappella dell'Ottocento oggi, quella che vediamo, che ci sono ancora i confessionali, i balconcini, l'altare è dedicata con Santa Chiara e Maria Maddalena, ci sono le descrizioni in latino anche che fanno riferimento a questa figura femminile
potentissima e generosa che sarà perdonata perché talmente aveva amato, no? Quindi questi elementi si ritrovano nella cappella, e l'artista che abbiamo scelto di esporre qui in questo luogo è Sonia Gomez, che è una grande artista brasiliana che oggi ha più di 70 anni e vive in Brasile. Non ha voluto mettere niente sul suolo, ha voluto veramente sottolineare l'importanza che è un istinto che abbiamo quando entriamo in un luogo soprattutto barocco, tardo barocco, siamo portati spesso a guardare verso l'alto, e quindi lei ha creato questa composizione musicale che sono delle strutture, delle sculture sospese fatte di tessuti. E a proposito di Biennale, c'è stato il primo giorno di apertura che si è svolto tra i giardini e l'Arsenale, artisti partecipanti 331, il curatore dell'esposizione Adriano Pedrosa ci ha presentato la mostra. Sentiamo Lorenzo Maier. Stranieri ovunque, questo è il titolo della 60ª Mostra Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, che si apre questa mattina con i primi giorni di vernice. Il curatore dell'esposizione, il brasiliano Adriano Pedrosa, spiega come è nata la mostra, che verrà visitata anche da Papa Francesco nel padiglione della Santa Sede, la prima volta assoluta di un Papa alla Biennale. Il titolo è Stranieri ovunque, Foreigners Everywhere, un titolo bilingue. Trae ispirazione da una serie di lavori e di sculture al neon del collettivo Clairefontaine, composto da un uomo e una donna che abitano a Palermo. E stanno lavorando a questo lavoro dal 2005, che si compone di opere al neon, in cui c'è scritto Foreigners Everywhere, Straniero ovunque, scritto in 60 lingue. Le opere al neon saranno esposte alle Gaggiandre dell'Arsenale. La mostra, che si svolge tra i giardini e l'Arsenale, ha richiamato 331 artisti in rappresentanza di 87 padiglioni nazionali e rimarrà aperta fino a domenica 24 novembre, sabato il primo giorno di visita al pubblico. Per combattere la xenofobia in Italia, quindi ha una dimensione politica e poetica, ma un altro significato è che ovunque tu sia, sei comunque uno straniero. Forte anche il legame con Venezia, da sempre nella sua storia millenaria, luogo di incontro di culture diverse. Penso che il significato straniero ovunque sia un significato più intenso, più complesso a Venezia, perché è una città che comunque durante i giorni di picco turistico raddoppia e triplica la sua popolazione, e ci sono turisti anche privilegiati, stranieri privilegiati se vogliamo, e poi anche penso sia un simbolo della Biennale di Venezia, che è sempre stato un incontro di culture diverse. Intervista esclusiva del nostro Lorenzo Maier. Andiamo in pubblicità, 2 minuti, e torniamo subito con voi. E infuria la polemica dopo le parole all'omelia nella messa della chiesa di Cessalto del parroco Don Mauro Gazzelli, che ha detto: fra 20 anni saremo tutti musulmani se andiamo avanti così, con poca attenzione, poco interesse da parte dei cristiani, in confronto invece all'attivismo delle comunità islamiche. Sentiamo le sue parole. Poi ieri sera è stato a Focus e ne abbiamo anche parlato. Solo Gesù mi nutre, mi perdona, e col suo sangue perdona i peccati e mi ama e muore per amore. Nessuna religione ha un Dio così grande che ama e perdona. Fra 20 anni pochissimi sapranno questo, perché saranno musulmani. Davanti al battistero della chiesa di Santa Croce, Don Mauro Gazzelli ribadisce quanto detto domenica durante un'omelia in occasione del battesimo di 2 pargoli: tempo 20 anni e saremo tutti o quasi musulmani. Prima avevo 10 anni fa 3 prime elementari, 3 secondi, adesso ce ne sono 2. A settembre ce ne sarà solo una. Su una classe di 18 ragazzi, 8 o 9 non sono battezzati o sono musulmani. Con 2 classi io faccio fatica a farne una. Quindi vuol dire che cosa? Vuol dire che fra 20 anni noi saremo veramente pochi. Questione demografica, ma anche religiosa e culturale. Spesso chi si battezza, denuncia il prete di Cessalto, lo fa solo per convenzione. Mi fa più paura il relativismo, perché io con i fratelli musulmani ho un bel confronto.
certo da me vengono i moderati, che discorsi, però io vedo coerenza. Tante mamme badanti dei nostri anziani sono musulmane, però loro mi rispettano, ringraziano quando io mi metto a pregare così. Quindi il problema mio è il relativismo, una religione vale l'altra, tanto poi decideranno, e non abbiamo capito l'unicità della nostra fede cristiana. Solo noi perdoniamo e amiamo, non esiste una religione come la nostra, invece il relativismo le fa passare tutti uguali. Le conseguenze si vedono anche nei fenomeni di questi giorni: disagio giovanile e baby gang. Per Don Mauro c'è una correlazione. Ecco perché aumenta la violenza, perché abbiamo anche meno battezzati, La pace, la serenità, solo noi cristiani la annunciamo. Quindi meno battesimi, perché saremo musulmani di altre religioni, e probabilmente saremo anche più violenti. Chi toglie la vergogna a un bambino? Chi gli dà la serenità? Gli altri bambini, anche musulmani, sono da soli. Noi cristiani li accompagniamo a dare un nome alle emozioni, a dare un nome alla rabbia, gli togliamo la vergogna del peccato. Togliamo la religione cristiana di rito cattolico ortodosso, cosa rimane? Che uno è da solo in balia della sua rabbia, delle sue paure, delle sue tensioni, e quindi aumenta già la violenza, perché sono meno battezzati e meno persone che si accosano al sacramento della confessione. E vi dicevo, ne abbiamo parlato ieri sera a Focus, sentiamo cosa ha detto Laura Puppato del Partito Democratico. Di essere positivi con loro. Io devo dire che ho vissuto una bellissima esperienza che augurerei a moltissimi amministratori, che è quello di vedere insieme, no? Gli immigrati con le loro associazioni, lavorare con le nostre associazioni, parlo di AIDO, di Avis, parlo delle parrocchie. Abbiamo fatto anche recentemente, proprio con Don Antonio a Montebelluna, il ventennale di Atawassol, che è un'associazione, che voglio ricordarlo, di musulmani assolutamente moderati, ma soprattutto persone che hanno contribuito non poco, no? alla qualità, diciamo, del vivere insieme nella nostra realtà, dove abbiamo lavorato molto dove abbiamo lavorato moltissimo, per esempio, proprio per conoscerci, per cercare di rispettarci vicendevolmente, e ci siamo riusciti. Credo sia un caso quello che si è verificato qualche mese fa, se ricordate, intorno a gennaio-febbraio, quando appunto a Tawassol, ringraziata dal comandante dei Carabinieri, ha denunciato un estremista che all'interno dell'associazione stava predicando, per così dire, il male. Ecco, io penso che non si debba assolutamente, non debba esserci una genuflessione dei cattolici o dei cristiani. Credo che Don Mauro abbia puntato il dito su una questione, cioè dobbiamo obiettivamente renderci conto che lo spirito è una parte fondamentale della nostra vita. Noi non siamo solo fisico, no? Siamo anche spirito, e ciascuno di noi dovrebbe cercare di comprendere, di far comprendere ai figli e ai nipoti, a coloro che... Allora, questa era Laura Puppato ieri sera a Focus. Ancora aggressioni ai danni dei medici, ne ha fatto le spese in questo caso Antonino Pipitone, diabetologo di Adria, che abbiamo spesso a Focus tra gli ospiti. Vediamo. Alla semplice richiesta di far indossare la mascherina è stato aggredito dal paziente, furioso, preso a male parole. Non solo, è accaduto al medico padovano Antonino Pipitone, in servizio ieri all'ospedale di Adria. Purtroppo in una giornata per il diabetologo era già il secondo episodio. Il primo, una signora che dopo aver inveito e urlato per tutto il reparto si è convinta a mettere la mascherina. Il secondo caso è stato più violento. Ma la cosa francamente che mi ha dato veramente fastidio e mi ha fatto anche preoccupare che questo signore a un certo punto, urlando e pretendendo ovviamente di non rispettare le norme che ci dà la direzione sanitaria, noi ci atteniamo, mi ha registrato il colloquio ed è andato dai carabinieri a denunciarmi. Pipitone ha subito avvisato la direzione sanitaria dell'USL Polesana e anche i carabinieri. Anche un'infermiera del suo reparto è stata aggredita verbalmente. Episodi di violenza contro i sanitari purtroppo sono sempre più frequenti. Falla più grande di quella che è, perché poi alla fine purtroppo abbiamo a che fare con persone che stanno anche male, quindi un po' di comprensione c'è sempre, però ci sono delle situazioni assolutamente inaccettabili.
Questa questione delle mascherine è sempre lungo il filone dei soggetti Novax che pretendono di applicare le regole loro, cioè di fare quello che vogliono e non di rispettare le norme di sicurezza. Mi pare evidente che non è possibile fare delle regole solo per le persone, soprattutto quelle che vogliono imporre in maniera con violenza, con prepotenza le loro idee, le loro scelte. Pipitone è in servizio anche all'ospedale Colli di Padova. Sulle regole è chiaro, vanno rispettate soprattutto in reparti come la diabetologia, frequentati da soggetti fragili e pluripatologici. Chi minaccia, chi aggredisce, chi è violento, passa davanti agli altri, non rispetta le norme, daremmo anche un pessimo segnale, quindi a maggior ragione dobbiamo essere i primi noi rispettosi e far rispettare le norme. Andiamo a Bassano del Grappa, dove scatta l'ora della rigenerazione urbana e si parte dall'ex Elba. In giunta la settimana scorsa è dato un importante tassello di rigenerazione urbana, che è l'accordo che riguarda l'area dell'ex Elba, che si aggiunge appunto ad altre aree che verranno rigenerate nel prossimo futuro, che sono state approvate appunto dal mio assessorato, da questa amministrazione, che riguarda l'ex N nel sud, ex Continental e ovviamente anche tutta la partita ex Eurobrico di via Capitelvecchio. Si scrive rigenerazione urbana, si legge come la Bassano di domani. Scatta l'operazione urbanistica di rinnovo di alcuni punti neri della città, che da anni rimangono a far da punti interrogativi in aree e quartieri che vogliono invece riprendere slancio. Conosciamo tutti il sito dell'ex Elba, un'area grandissima, sono oltre 40.000 metri quadrati di superficie territoriale, su cui insiste un immobile di oltre 20.000 metri quadrati. La rigenerazione prevede la demolizione totale dell'immobile con la realizzazione di 2 medie strutture di vendita, 1.500 e 2.500 metri quadrati, con il dimezzamento del volume esistente. Questo è solo il primo passo, ci vorrà del tempo per arrivare alla fine del processo. Questo è il primo atto di un percorso che prevede altri 3 passaggi in Consiglio Comunale, l'approvazione dell'accordo e poi la variante al piano, adozione e approvazione, quindi è chiaro che è un accordo che transiterà anche per la prossima amministrazione. E sempre a Bassano del Grappa la maggioranza risponde alle accuse dell'opposizione sulle multe che sono state elevate nella zona a traffico limitato. Quella zona è sempre stata a traffico limitato 024, quello che è cambiato sono i controlli. Così risponde l'assessore alla mobilità del Comune di Padova Andrea Ragona, dopo le polemiche dei commercianti per le multe prese in uscita dalla zona ZTL in via Cappelli. Il nuovo piano della ZTL non ha modificato i confini delle aree sottoposte a divieto, sono state solo attivate le telecamere in uscita per monitorare anche quei varchi. Per quanto riguarda le sanzioni, come abbiamo già fatto in altri casi, non essendo l'annullamento delle sanzioni una discrezionalità politica, qualora ci sono degli errori, sicuramente anche in accordo con la Polizia Locale che ha seguito col Ministero e col settore mobilità buona parte tutta la nuova segnaletica, perché la segnaletica delle ZTL è concordata con il Ministero dei Trasporti. Se ci sono degli errori, sicuramente, come dicevo prima in altri casi, le multe vengono annullate. Qualora questi errori non venissero riscontrati, non è nella facoltà della politica, ed è giusto così, quella di annullare multe. Scusa, qui eravamo a Padova, ovviamente non più a Bassano del Grappa. Vediamo adesso i giudizi sulla scuola primaria, i giudizi sintetici. Si mobilitano le associazioni professionali della scuola e la CGIL, che ritengono il provvedimento del governo in arrivo una scelta profondamente sbagliata. Nelle pagelle dei bimbi delle scuole primarie italiane potrebbero a breve ritornare i giudizi sintetici, di fatto un ritorno ai voti dopo l'abolizione 4 anni fa. Il governo per questo ha presentato un emendamento che andrà in discussione in aula questa settimana. Il forum delle associazioni professionali della scuola invece ritiene questa scelta sbagliata. Quello che crediamo noi è la valutazione formativa. Cosa significa valutazione formativa? Ha 2 significati fondamentali. Il primo: accompagni i bambini nella loro crescita, non li devi giudicare. Certo, li richiami quando non si impegnano, ma non scarichi tutta la responsabilità su di loro, ti poni dei problemi. E il secondo fine della valutazione formativa è che l'insegnante si autointerroga sul suo lavoro. Se i bambini non imparano, mi domando
Cosa posso fare io? Come posso cambiare? Contraria anche la CGIL, che ritiene che i giudizi sintetici esprimano una visione dell'apprendimento che si basa sulla selezione e esclusione, non sul progresso di tutti. Tu valuti la persona nel cambiamento, nel processo, valuti il processo e non il cambiamento di un bambino o di una bambina in crescita. Dobbiamo dare a questi bambini e queste bambine uno strumento critico per poter entrare nel mondo con tutti i loro sogni. Immaginiamo che i giudizi sintetici possano partire da sufficiente, ottimo, vediamo. Il ministro ha annunciato che vorrebbe anche introdurre il gravemente insufficiente. Allora, non ha senso, è proprio sbagliato dire a un bambino di prima che comincia la sua avventura che è gravemente insufficiente, fuori da ogni logica. Non ci sono pedagogisti che la sostengano questa tesi. Allora, ondata di maltempo ieri che era stata ampiamente annunciata sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia. Vediamo il servizio della nostra redazione di Udine. Brusco cambio meteorologico nelle ultime ore in Friuli Venezia Giulia. Dopo il caldo atipico di questa prima parte radiosa di aprile, il maltempo è arrivato riportando le temperature nelle medie stagionali. Nevica sull'arco alpino con Tarvisio imbiancata fino al fondovalle senza particolari disagi alla circolazione dei mezzi sulla rete viaria. Cartolina identica da Forni di Sotto con il candore del manto bianco che dà quel sapore di montagna non ancora estiva. Un fulmine ha colpito la centralina della distribuzione elettrica a Resiutta provocando un violento incendio con intervento dei vigili del fuoco. Tanta paura ma nessun ferito. Temporali con grandinate di medie dimensioni di breve durata hanno interessato il Friuli occidentale, in particolare nella zona di Fontana Fredda e la provincia di Udine. Segnalato un breve blackout all'energia elettrica tra Lestizza e Mortegliano, tutto rientrato. Sulla costa soffia la Bora con punte di 100 km/h. Al momento non si segnalano interventi da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile. Ancora sul disagio giovanile ne parliamo tutti i giorni in tutti i nostri telegiornali, tra risse, baby gang, aggressioni nei centri storici delle nostre città, e quindi a Castelfranco l'idea di un convegno per mettere in contatto giovani e senatori, cioè le persone anziane. Una volta c'erano i nonni, adesso di nonni, insomma i nonni sono un po' dimenticati. Sentiamo cosa ha detto lo psicologo Mirko Casteller proprio per costruire un dialogo molto aperto con i nipoti. Sentiamo. A sostenere loro non siamo in grado di farlo, perché loro hanno tutti i suoi social e noi siamo a un'altra età. Sono un nonno con tutte le difficoltà che hanno i nonni oggi come oggi, perché a confrontarsi con i nipoti, le nuove generazioni, noi che abbiamo una certa età non è facile. Aggressività, isolamento, incapacità di comunicare. All'Hotel Fior di Castelfranco un incontro organizzato da ANAP e dedicato agli anziani per dar loro dei consigli su come costruire una relazione solida con i propri nipoti e affrontare così il disagio giovanile. Una generazione che ha il coraggio di assumersi la responsabilità sociale nei confronti dei nipoti, dei giovani, una sorta di patto intergenerazionale dove chi è portatore della memoria e dei valori cerca in qualche modo di dare un senso alla realtà. Quando c'è un vuoto di morale, di senso della vita, di realizzazione, di ruoli, è in quell'area lì che spesso si inseriscono le forme di disagio. La capacità della memoria, quindi degli anziani e soprattutto io direi degli anziani giovani, è quello di tenere i giovani nella realtà. Sala gremita in circa 200 per ascoltare i consigli dello psicologo che passo passo ha stilato un decalogo di buoni comportamenti da adottare con i propri nipoti. Essere vicini ai propri nipoti, non invadere l'area delle famiglie, ma soprattutto essere portatori sani di una morale e di un'etica che si trova solo nella realtà e non nei social. I giovani d'oggi vivono una società difficile, quindi il ruolo dell'anziano, il ruolo di guida deve essere di educatore. Devono saper fare da ponte spesso con genitori che sono impegnati entrambi nel mondo del lavoro, quindi il nonno che è stato genitore a sua volta però tanti anni fa si trova a vivere anche delle situazioni a cui non è preparato e non è formato. E si sta ancora cercando di elaborare il lutto della strage di Suviana, cioè la centrale idroelettrica di Bargi, dove ci sono state 7 vittime, tra queste l'ingegnere di Ponte San Nicolò Andrea Scardellari. Torniamo ai funerali perché tutta una comunità segnata dal dolore, dal cordoglio.
L'addio ad Adriano Scandellari, il 57enne ingegnere di Enel Green Power, morto il 9 aprile nell'esplosione della centrale idroelettrica di Suviano nell'Appennino bolognese, sarà sabato 20 aprile nella chiesa del suo paese, Ponte San Nicolò, alle 10:30. A celebrare le esequie Don Daniele Cognolato, il parroco che ben conosceva Adriano per il suo impegno come vicepresidente del Consiglio parrocchiale e legato a lui da un profondo sentimento di amicizia e stima. Venerdì sera invece si terrà una veglia di preghiere in sua memoria. Non è ancora chiaro quando rientrerà la salma, che al momento si trova all'obitorio di Bologna. Il sindaco di Ponte San Nicolò, Martino Schiavon, per la giornata di sabato ha stabilito il lutto cittadino. Bandiere a mezz'asta e negozi chiusi, come chiuse saranno le strade attorno alla chiesa durante il funerale. Il corpo di Scandellari è stato ritrovato 2 giorni dopo la tragedia al piano -9 della centrale di Bargi, devastata da un'improvvisa esplosione. L'ingegnere è rimasto schiacciato dal solaio mentre stava cercando di scappare per mettersi in salvo. Rimangono invece stabili ma gravi le condizioni dell'altro padovano rimasto coinvolto nell'incidente sul lavoro. L'ingegnere di Noventa Padovana Stefano Bellabona, il sindaco Marcello Bano aggiorna sulle condizioni di salute del suo concittadino. Non può essere trasportato per il momento ancora a Padova, le condizioni, queste sono quelle dichiarazioni ufficiali, sono gravi ma stabili e questo insomma continua a farci sperare per un esito positivo. Il tragico incidente in Australia dove è morto un giovane di Borgo Veneto, e i suoi amici hanno promosso una raccolta fondi per riportare la salma in Italia. Reda Karshawi, 25 anni di Borgo Veneto, è morto in Australia in un drammatico incidente. La tragica notizia che ha impietrito i suoi familiari è arrivata dopo una lunga attesa senza più informazioni dal ragazzo che abitualmente informava i genitori e le sorelle che risiedono a San Fidenzio. Reda, nato e cresciuto ad est, si era trasferito a Sydney per lavoro e da oltre un anno risiedeva con la fidanzata. Una personalità estroversa e vulcanica, la sua prematura scomparsa ha scosso gli amici che lo ricordano bene e che hanno avviato una raccolta fondi per far rientrare in Italia la salma. Giovedì a Montagnana sarà celebrato il funerale con rito islamico. Ed è morto per un infarto a soli 29 anni Nicolas Ridolfo mentre era in auto con il padre. Verrà disposta giovedì 18 aprile alle 16 all'ospedale di Portogruaro l'autopsia di Nicolas Ridolfo di Caorle, morto a soli 29 anni per un arresto cardiaco, giunto domenica sera sempre a Caorle. Un'altra tragica morte arrivata senza una spiegazione, all'improvviso. Nicolas domenica scorsa era in macchina con il papà. Quest'ultimo, dopo aver parcheggiato l'auto sotto casa, lo ha lasciato all'interno della vettura per un istante, un solo attimo. Il tempo di scendere dall'auto, dirigersi verso il portone di casa e non vedere Nicolas dietro di sé. Da qui la corsa verso l'ospedale di Portogruaro, dopo aver trovato Nicolas agonizzante nel vano dell'auto. Nicolas morirà dopo poco in ospedale senza un perché. Giovedì l'autopsia potrà dare una risposta per un dolore e una perdita che non potrà mai più essere colmata. Servizio di Anna Maria Parisi, andiamo in pubblicità, ancora un break pubblicitario di pochi minuti. E vediamo una brutta storia di prostituzione minorile che arriva da Padova. 10 uomini rischiano il processo per aver pagato una quindicenne per avere rapporti sessuali. Hanno tra i 21 e i 50 anni e hanno consumato rapporti sessuali a pagamento con una quindicenne padovana. 10 uomini residenti in vari comuni dell'Alta Padovana rischiano di andare a processo per sfruttamento della prostituzione minorile. Il pubblico ministero padovano ha chiesto per loro il rinvio a giudizio. L'udienza preliminare è fissata per luglio. I fatti risalgono all'estate del 2021, quando la ragazzina, all'epoca quindicenne, che aveva problemi di abuso di alcol e droga, pubblica delle foto 8 in un sito per prestazioni sessuali a pagamento e comincia a racimolare soldi vendendo il suo corpo. I clienti sono molti, 10 quelli identificati dalla squadra mobile di Padova dopo che la madre della giovane aveva scoperto tutto e l'aveva denunciata. La donna, infatti, guardando il cellulare della figlia, ha visto i messaggini dei clienti e si è subito rivolta alla polizia. La quindicenne assicurava di essere maggiorenne nonostante il suo viso e i suoi lineamenti tradissero la sua vera età, ma nessuno dei clienti si è posto molte domande accettando le tariffe della giovane.
donne. 10 rischiano il processo, sono 5 italiani, un camerunense, un bengalese, un rumeno e 2 moldavi. Siamo in chiusura, voltiamo pagina, parliamo di musica e di giovani cantanti con il nuovo disco del veronese Oliver Kaufmann. Amica finta come il mare, solo tu mi sai calmare. Oliver Kaufmann, classe 2000, è un giovane cantautore italiano all'attivo, singoli come Ti dirò, Paura di crescere, Un secondo d'amore, solo per citarne alcuni, brani che hanno raggiunto oltre 750.000 visualizzazioni su YouTube. Ora presenta la sua ultima canzone, Mare Nostro, scritta a 4 mani con l'amico Federico Cincotti. Questo pezzo parla un po' di uscire da una relazione tossica ed è una liberazione, diciamo, verso qualcosa di più bello e anche una crescita personale. Una tematica di grande attualità, particolarmente sentita dai più giovani. Tanti ragazzi giovani si trovano in relazioni, magari anche perché è la prima relazione o comunque in generale in delle storie che possono poi trasformarsi in qualcosa di più di magari possessivo o tossico, ma ci sono anche atteggiamenti, diciamo, un po' tossici da uno all'altro. Un lavoro che ha visto Oliver collaborare con un gruppo di amici veronesi, suoi coetanei, per esprimere elementi riconoscibili proprio tra i giovani. Mare Nostro mette in luce la transizione verso un nuovo genere, indie rock pop, che si ispira però anche alle sonorità britanniche. Questo nuovo singolo vuole delineare la transizione in questo nuovo genere, abbinandolo sempre a elementi di musica cantautorale italiana. Le clip di Mare Nostro su Instagram e TikTok hanno registrato 300.000 visualizzazioni ancora prima del lancio. Tra i video e la canzone volevamo far vedere entrambi i punti di vista, sia della ragazza che del ragazzo, che si vivono questa relazione tossica sotto un punto di vista emotivo. Volete vedere e conoscere una splendida città da una prospettiva diversa? Allora potete iscrivervi e partecipare alla Trieste Spring Run 2024. Sport, turismo, inclusione sociale, arte e cultura. Questi gli ingredienti della terza edizione della Trieste Spring Run, in programma dal 29 aprile al 5 maggio, presentata oggi negli spazi esterni di Porto Vivo a Trieste. Una location scelta quest'anno come simbolo dell'evento, luogo che sarà attraversato dai runner della mezza maratona domenica 5 maggio, con partenza alle 9:30 da Duino Orisina e arrivo in Piazza Unità, ma anche dagli amatori della Bavisela Family Run, la 7 km non competitiva, per cui si prevedono già circa 6.000 iscritti. Una manifestazione che più che una manifestazione è già una tradizione per questa città. Questo anno sicuramente in più, mi ripeto un po' per quello della conferenza stampa, sarà non una manifestazione solo sportiva ma anche culturale. Questo è il plus, cioè mettiamo insieme cultura, turismo e sport. A completare il programma di domenica 5 maggio altre 2 gare, la 21 km Trieste Spring Roller Marathon, ovvero la versione con i pattini della maratonina nata grazie al supporto dello Skating Club Comina, oltre alla staffetta solidale, in cui squadre di 3 persone correranno sul percorso della Family, ovvero dal Castello di Miramare a Piazza Unità, per una causa nobile, quella di sostenere l'attività di Dynamo Camp, charity partner dell'evento assieme all'Associazione Bambini del Danubio. Sarà una manifestazione inclusiva di tutta la città. Quindi è quello che noi vogliamo la massima partecipazione della città di Trieste e tutti i dintorni che ci possono essere. Numerosi partner e gli sponsor della manifestazione a simboleggiare la portata della Kermesse, che come detto non parlerà solo di sport, ma anche di cultura, con la novità della Trieste Spring Art, rassegna itinerante che punta a valorizzare tramite l'arte i luoghi simbolo del centro di Trieste, ma anche eventi di degustazione e dibattiti dedicati al mondo dello sport di tutto il Friuli Venezia Giulia. Testimonial della manifestazione la nuotatrice paralimpica di livello internazionale Giorgia Marchi. Sono onorata di essere stata scelta come testimonial del Trieste Spring Run 2024 perché possono partecipare tutti, famiglie, bambini, bambine, persone con disabilità, principianti e atleti di altissimo livello. Servizio di Bernardo Gulotta della nostra redazione triestina Tele4, grazie per aver scelto Focus TG, grazie ai nostri registi Francesca Pezzo e Andrea
basso. Ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus. Buona giornata.